Oggi questo ricordo di Nikolajevka della ritirata di Russia richiama tutti noi qui a Cargnacco a quello che è un impegno verso questi nostri fratelli che hanno sofferto, hanno perso la vita, hanno vissuto momenti così difficili e oggi noi godiamo dei 70 anni di pace. Questo credo sia e debba essere un impegno a fronte anche di quelli che sono tanti pronunciamenti, tanti slogan, tanti momenti che vengono così vissuti con l'effimero del presente e che invece credo debbano tutti noi farci vivere con l'impegno del ricordo da un lato, ricordo che vuol dire anche comprendere come oggi il nostro benessere, le nostre opportunità, la nostra speranza di futuro sia un bene da conservare, difendere e sul quale spendere tutto l'impegno possibile. In questo senso credo ci debba essere veramente un richiamo a un senso civico e una condivisione dei valori che abbiamo di fronte a questo tempio.